Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania aggredito e ferito in carcere un agente di polizia penitenziaria. Si moltiplicano i video realizzati in cella con gli smartphone. Strage di Monreale e caccia aperta ad altri complici dei 3 finiti in carcere. In una foto interessanti indizi, si cercano altri 4 giovani. Migranti, dopo la nuova tragedia costata la vita a 2 bimbi, il presidente Lacesi, Monsignor Aspanti, invita a continuare ad alzare la voce. Spacca un vetro e ferisce l'impiegata, nuova aggressione in ambito sanitario, accade a Comiso, in provincia di Ragusa, durante una richiesta di prenotazione al CUP. Usa il cestino, non buttare carte in strada. A Catania si mobilitano alunni e genitori per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente. Le spiagge col mare più bello, la Sicilia conquista 2 nuove bandiere blu, premiate Messina e Nizza di Sicilia. Calcio Serie B, stasera ultima di campionato per il Palermo, al Barbera arriva la Carrarese. Playoff di Serie C, Catania costretta a vincere con 2 gol di scarto sul campo del Pescara. Oggi pomeriggio tribuna A aperta al pubblico per la seduta di rifinitura. La sfida dell'Adriatico domani sera in diretta è in chiaro su Telecolor a partire dalle 19. Bentrovati, a Catania è stato aggredito e ferito un agente di polizia penitenziaria. Intanto si scopre che non sono casi isolati quelli di detenuti che in cella vengono trovati con degli smartphone. Sentiamo Luca Ciliberti. Il carcere è sempre più permeabile, dentro entra di tutto. Il caso del cellulare trovato in cella a Nico Pannetta non è un caso isolato. Il numero dei telefonini scoperti e sequestrati all'interno dei penitenziari è sempre crescente. Nel 2024 sono stati rinvenuti 2.252 telefonini clandestini, in aumento rispetto ai 1.595 del 2023 e ai 1.084 del 2022. In Italia, introdurre o detenere telefoni cellulari in carcere è un reato punito con una pena da 1 anno a 4 anni di reclusione. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un avvocato, la pena aumenta dai 3 ai 7 anni. Il rischio reale è quello di mandare messaggi criminali all'esterno, alla mafia. Eppure basta fare un giro su TikTok per trovare di tutto. Dai momenti di vita vissuta all'interno delle celle alle provocazioni contro il sistema sicurezza, con tanto di riprese da dietro le sbarre all'esterno per fare comprendere chiaramente dove ci si trova. In questo caso è proprio il carcere di Catania. Una condizione sempre più difficile da gestire da parte degli operatori di sicurezza. L'ultimo caso denunciato arriva proprio da Piazza Lanza. Secondo la denuncia del sindacato Sappe, un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito per futili motivi da un detenuto di origine straniera ma siciliano d'adozione. Colpito con calci e pugni, ha riportato un trauma cranico e alle costole. I medici hanno dovuto suturare con dei punti una ferita alla testa. È stato giudicato guaribile in 30 giorni. La sensazione è che il sistema penitenziario, per adulti e minori, si stia sgretolando ogni giorno di più e ha assoluta necessità di interventi urgenti. E adesso l'inchiesta sulla strage di Monreale caccia gli altri complici dei 3 che sono stati arrestati. Una foto scattata prima della sparatoria dai ragazzi dello Zen è materiale per gli investigatori che cercano altri componenti del branco. Marco Gulla. Questa foto ha permesso agli investigatori di risalire al secondo criminale che ha sparato sulla folla a Monreale. Il terzo arrestato, Mattias Conti, dopo i fermi di Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto. Una foto fondamentale per le indagini, anche perché è stata scattata qualche ora prima della sparatoria e che in teoria potrebbe permettere agli inquirenti di risalire anche agli altri complici della strage. Ce ne sarebbero almeno altri 4. Una foto pubblicata sui social e poi rimossa, ma prontamente intercettata da alcuni testimoni di Monreale che l'hanno condivisa sui social, come la fidanzata di una delle 3 vittime. Conti è stato identificato anche grazie alla collanina che porta al collo con un ciondolo raffigurante Lino Celesia, un giovane ucciso nel dicembre del 2024 davanti ad una discoteca a Palermo. Delle armi non c'è traccia, se ne sono disfatti durante la fuga, stessa cosa con i cellulari e i vestiti. Ci sarebbero però altre immagini in cui si vedono Acquisto e Conti rientrare a casa nel quartiere Zen 2 a bordo di una bici elettrica. Si sarebbero liberati della moto ritrovata poi il 3 maggio. Continuano intanto a riecheggiare le parole di Marco Pirozzo, fratello di Massimo, vittima della strage. Un richiamo verso le istituzioni a fare di più, ad essere più presenti. Parole dure ma legittime, considerato che nel momento della sparatoria, avvenuta in 2 diverse fasi, non erano presenti le forze dell'ordine.
Dai racconti dei sopravvissuti dell'ultima tragedia all'immigrazione emergono altri dettagli. Esasperato all'assenza di acqua e cibo, lo scafista del gommone, con 63 migranti e 3 vittime, compresi 2 bambini di 2 anni, si è gettato in mare in zona San Maltese prima del soccorso effettuato al veliero Nadir. L'uomo, un nigeriano, risulta disperso perché il corpo non è stato trovato. I 2 bambini di 2 anni, un maschietto e una femminuccia, entrambi ghanesi, hanno perso la vita oltre che per la mancanza di cibo e acqua, anche per le ustioni riportate. L'altra vittima, giunta a Lampedusa, è un nigeriano di 35 anni che è stato colto da malore durante la traversata. Confermato poi che il gruppo, composto da 66 persone, era partito mercoledì dalla Libia e che le scorte di carburante sono finite circa 1 giorno e mezzo di navigazione. In Badia del Mare il gommone è dunque rimasto per quasi 30 ore. E su questa nuova tragedia del mare e la morte dei 2 bimbi che vi abbiamo raccontato, abbiamo raccolto il commento del presidente Lacesi, Monsignor Raspanti, che invita a non abituarsi a questa tragedia. Sentiamolo. È necessario continuare a levare la voce, come hanno fatto Papa Francesco e il nuovo pontefice, perché questa tragedia si fermi. Vanno interessate le nazioni o le entità anche sovranazionali, perché in qualche modo si faccia luce e si fermi questa continua tragedia. Noi possiamo pregare naturalmente, per quanto è possibile, anche soccorrere e invitare tutti quelli che vanno per mare di soccorrere quando ci sono barche in avaria. Ma la questione ormai sappiamo che è annosa, che da decenni ne parliamo, protestiamo, cerchiamo di fare qualcosa, ma un'azione incisiva ancora non si vede. Resteranno bloccate a lungo le operazioni di recupero del Basin dopo l'incidente costato la vita a uno dei sub dell'azienda incaricata del recupero. La magistratura aspetterà l'esito dell'autopsia prima di decidere se dissequestrare l'area. Manlio Viola. Un oblò rotto che ha permesso all'acqua di entrare anche prima della tempesta e una misteriosa bolla di idrogeno che non ci sarebbe dovuta essere. Sono i 2 misteri legati al Bayesian, il veliero affondato l'estate scorsa a Porticello uccidendo 7 persone e che nei giorni scorsi ha causato un'altra vittima, un sommozzatore dell'impresa incaricata del recupero del relitto. È attesa per questa settimana l'autopsia sul cadavere del sub olandese di 39 anni ucciso da un'esplosione subacquea mentre un cannello ossitrico stava tagliando il boma, ovvero il supporto che tiene il grande albero legato all'imbarcazione. Ad eseguire l'operazione era proprio lui, la vittima. Un'esplosione che si suppone possa essere stata causata da una bolla di idrogeno che in teoria non ci sarebbe dovuta essere. È solo l'ultima stranezza in questa vicenda. Dalle immagini preparatorie del recupero è emersa anche un'altra di queste stranezze, un elemento utile all'inchiesta sull'affondamento. Le immagini mostrerebbero un finestrino, un oblò rotto che potrebbe essere stato alla base dell'affondamento stesso. Difficile dire con certezza da quando fosse rotto, ma gli esperti sono convinti che non si tratta di un danno legato all'affondamento, ma ci sarebbero tracce che mostrerebbero come fosse già aperto prima dell'incidente. In ogni caso adesso le inchieste aperte sono 2, una sull'affondamento, una seconda sull'incidente della scorsa settimana durante il recupero. La procura intende comunque procedere con le operazioni per riportare a galla il relitto, ma non subito. Bisognerà aspettare almeno la relazione autoptica e quella tecnica prima di dissequestrare l'area e dare nuovamente il via alle operazioni. Dovrà comunque essere rivisto il piano per garantire la sicurezza di chi opera in profondità e prevenire altri drammatici incidenti. E c'è stata una nuova aggressione in ambiente sanitario, è successo a Comiso, in provincia di Ragusa, durante una richiesta di prenotazione al CUP. Un uomo è andato in escandescenza e ha ferito l'impiegata. Sentiamo Veronica Barbarino. Vetro rotto e minacce. A Comiso una semplice richiesta di prenotazione al CUP si è trasformata in un incubo. A denunciarlo è il sindacato FIALS Ragusa, raccontando che lo scorso venerdì pomeriggio un utente, ancora senza identità accertata, ha prima minacciato l'operatrice al banco e poi, esasperato dalla richiesta di prenotazioni, ha sferrato violenti colpi contro il vetro divisorio che, scheggiato, ha ferito la donna al volto. L'aggressore, non contento, ha tentato poi di oltrepassare la barriera per colpirla fisicamente, ma è stato fermato in tempo dall'intervento dei colleghi richiamati dalle grida. Allertato il 112, l'aggressore si è però dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Tutti ci prodighiamo e ci sforziamo per cercare di poter dare risposte all'utenza. Nulla giustifica
queste azioni violente. Noi come sindacato FIALS le condanniamo, chiedendo delle risposte per poter lavorare in ambienti più sicuri. L'episodio di Comiso non è isolato, altri casi si registrano nel resto della Sicilia e a livello nazionale l'Osservatorio Salute denuncia quasi 8 aggressioni al giorno in strutture pubbliche. L'appello del sindacato quindi è quello di proteggere chi ogni giorno salva vite, perché salute e cura non possono diventare un campo di battaglia. A Messina, nuovo capitolo dell'inchiesta sulla cessione della società giallorossa. La Procura ha dato mandato a Digos e Guardia di Finanza di acquisire diversi atti in uffici pubblici e privati sull'operazione economica poi non conclusa. Sentiamo Francesco Triolo. L'inchiesta sulla cessione della CR Messina dalla famiglia Sciotto alla AAD Invest sembrerebbe essere ad un passaggio cruciale. La Digos e la Guardia di Finanza hanno sequestrato una serie di atti sulla compravendita dell'80% delle quote avvenuta ad inizio gennaio. Quote mai pagate dalla società lussemburghese che fa capo a Doudou Sisser e Alexander Chateau. I due magistrati che indagano sulla vicenda, il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Fabrizio Monaco, hanno firmato la delega per sequestrare atti in vari uffici pubblici e privati che riguardano ogni aspetto di questa operazione finanziaria poi clamorosamente naufragata. Gli investigatori della Polizia e della Finanza sono al lavoro per acquisire, non soltanto a Messina ma anche in altre sedi, una serie di documentazioni che potrebbero portare all'iscrizione nel registro degli indagati di una o più persone. Il fascicolo d'inchiesta in questo momento infatti è aperto per truffe e minacce contro ignoti, ma nei giorni scorsi sono state diverse le persone ascoltate dai PM, dall'azionista al 20% Pietro Sciotto, che nel frattempo ha presentato un esposto per truffa, all'ex allenatore Banchieri, al segretario generale Failla e l'ex presidente Stefano Laimo. Non sono esclusi anche altri sviluppi dell'inchiesta che potrebbero influire sullo stesso futuro del club. A Catania, dopo il caso della rissa in via Garibaldi nelle ore della Movida, i consiglieri di opposizione accusano l'amministrazione di aver perso il controllo sulla sicurezza in città. Luca Ciliberti. Di giorno tranquilla isola pedonale, di sera via della Movida insicura, o almeno così vorrebbe qualcuno, perché via Garibaldi a Catania, teatro di una rissa con tanto di colpi di tavoli e sedie tra giovanissimi durante il fine settimana, è solo l'ultimo caso di movida violenta. Seppur casi isolati, la politica e il tessuto produttivo della città chiedono attenzione alle istituzioni e più presenza di forze dell'ordine in strada durante la notte. In realtà l'amministrazione dovrebbe coordinarsi di più con le forze dell'ordine e trovare una soluzione definitiva. Se non sono capaci, a questo punto forse è il caso di contattare Roma e magari mandare l'esercito, perché la situazione ormai è diventata insostenibile. Nell'ultimo episodio di violenza urbana il Codacons si costituirà parte civile, ma è la sensazione di insicurezza, soprattutto nelle ore serali, a mettere in allarme residenti e turisti che proprio in queste settimane di primavera popolano il centro storico. Abbiamo più volte richiesto all'amministrazione di far rispettare il regolamento acustico e il regolamento della gestione dei locali, le aperture, le chiusure, insomma sembra che tutto sia così lasciato alla mercé dei gestori e degli avventori. Proprio la sicurezza urbana sarà una delle emergenze con cui si dovrà confrontare il nuovo prefetto di Catania. Sentinelle dell'ambiente a Catania, iniziativa degli studenti del San Giovanni Bosco per rivendicare il diritto di vivere in una città più pulita. È stata installata anche una telecamera davanti alla scuola. Tonino De Mano. Nella strada spazzatura, non buttare, usa il cestino, quello più vicino e tutto brillerà. È lo slogan che ha accompagnato la sfilata degli studenti che insieme ai genitori e alle istituzioni sono scesi in strada a Catania per rivendicare un diritto sacrosanto, camminare su strade pulite. Messaggi forti e chiari, intonati e cantati a gran voce, scritti nero su bianco su cartoncini colorati. L'entusiasmo degli studenti del comprensivo San Giovanni Bosco commuove anche il sindaco Trantino. Sto diventando vecchio, Tonino. Superata l'emozione, la lucida analisi e il racconto di come è nata l'iniziativa. Questa è un'iniziativa che parte da una lettera che mi ha inviato un bambino di quarta elementare, Alessandro. Sono venuto a trovarlo e loro stessi hanno avuto l'idea: perché non facciamo qualcosa insieme per far vedere ai nostri concittadini più adulti
che la città deve essere anche nostra, che devono rispettare anche noi. Osserva tutti i suoi ragazzi, li applaude. I figli di Catania sono tutti qui per dare loro una lezione. Abbiamo voluto fare questa ulteriore azione di sensibilizzazione per garantire il diritto non solo all'istruzione ma all'educazione ai nostri bambini. La telecamera che vedete è stata installata davanti al plesso di Corso dei Mille e sulla tecnologia che confida l'assessore alle manutenzioni Petralia. Si spera con questo segnale di garantire il controllo e un senso di civiltà all'interno di questa zona così importante. Il resto lo dovrà fare la gente comune. Sono messaggi che devono arrivare e arrivano, che arrivano proprio dal futuro, dai bambini. Non sporchiamo, rispettiamo, lasciamo Catania pulita. L'amore per la città prevale su tutto. Adesso una pausa, poi parleremo delle nuove bandiere blu assegnate in Sicilia e del film di Goliarda Sapienza. A tra poco. Sono state assegnate questa mattina a Roma le bandiere blu per le spiagge più belle d'Italia. 2 nuovi ingressi per quanto riguarda la Sicilia e sono quelli di Nizza di Sicilia e di Messina, prima città metropolitana d'Italia ad ottenerla. 2 eccellenti. Le mancate conferme dell'isola sono Ispica e Lipari. Francesco Triolo. Sono considerate le spiagge col mare più bello d'Italia e la Sicilia anche quest'anno può vantare 2 nuovi ingressi sui 15 a livello nazionale. Messina e Nizza di Sicilia nel messinese diventano per la prima volta bandiera blu. Ad annunciarlo la Foundation for Environmental Education nella sede del CNR di Roma, dove si è tenuta la cerimonia di assegnazione delle bandiere blu 2025, un riconoscimento che in Italia è sinonimo di eccellenza e turismo di qualità. Messina per 11 km di costa, Capopeloro, Santa Margherita e Nizza di Sicilia vanno ad aggiungersi a quelle che per il 2025 vengono confermate, quindi le spiagge di Roccalumera, Alitterme, Furcisiculo, Santa Teresa dei Riva, Letoianni, Taormina e Tusa in provincia di Messina. Nel Ragusano ci sono Modica, Pozzallo, Scicli e Ragusa e infine Menfi nell'Agrigentino. Soddisfazione c'è nel messinese per quella che sul versante ionico si sta delineando come la Riviera Blu. Da Santa Teresa di Riva, da Litterme. Dobbiamo pensare oltre il nostro orticello, dobbiamo pensare a portare avanti il progetto Riviera Blu. I tempi sono maturi, aiutando gli altri comuni che ancora non l'hanno ottenuta per ragionare in grande, per attirare sul nostro territorio tanti altri turisti che ancora non conoscono bene il nostro territorio. Purtroppo in Sicilia c'è anche chi la perde rispetto allo scorso anno e tra i 5 comuni non riconfermati a livello nazionale spiccano nomi eccellenti come Ispica nel Ragusano e Lipari, l'isola più grande delle Eolie. Parliamo di spettacolo, oggi si apre il Festival del Cinema di Cannes, unica pellicola italiana in concorso e fuori di Mario Martone che porta sulla Crosetta un po' di Catania con il film su Goliarda Sapienza. Sentiamo Eva Spampinato. Anche quando stanno fuori. Fuori di Mario Martone è l'unico film italiano a concorrere per la Palma d'Oro al Festival internazionale del cinema di Cannes, al via oggi, e sullo schermo internazionale arriva anche un po' di Catania. Più di questi salotti. Non ne possono più di me. Martone infatti racconta la vita di una illustre catanese, scrittrice indomabile, controversa, luminosa, Goliarda Sapienza, nata a Catania nel 1924, cresciuta in una famiglia anarchica e colta, ha attraversato il Novecento con la furia e l'intelligenza di chi non si piega. Attrice, autrice, femminista prima del termine, è stata dimenticata in vita e riscoperta postuma grazie a un capolavoro ritrovato, L'arte della gioia. Quel libro sono io, tutto quello che ho fatto. Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso. Martone aveva pensato a Valeria Golino per interpretare il film proprio mentre la Golino stava lavorando alla serie TV L'arte della gioia, per cui ha vinto 3 David di Donatello. Le straordinarie Matilda De Angelis ed Elodie la affiancano nel racconto di una parte della vita di Goliarda Sapienza. Roma 1980, per un furto di gioielli durante una festa la scrittrice finisce in carcere a Rebibbia e intreccia un profondo legame di amicizia al femminile con donne socialmente distanti da lei. Fuori è un titolo che non lascia spazio a dubbi, fuori dalle regole, fuori dai canoni, fuori dalle gabbie culturali, ma anche fuori nel mondo dove la voce di Goliarda, potente, siciliana, ruvida e lirica, continua a risuonare.
Stop alla mala movida a Palermo. Dopo gli ultimi episodi, in tanti chiedono di uscire la sera senza timore di sparatorie o risse. A Palermo entra nel vivo il progetto Sana Movida per stare dalla parte di un divertimento sano. Ne parlerà subito dopo questo telegiornale Lorena Dolci con i suoi ospiti. La trasmissione è in diretta e come sempre potete intervenire con un messaggio al 342 74 55 005. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Palermo in campo questa sera contro la Carrarese nell'ultima giornata di Serie B. I rosanero inseguono il sesto posto o quinto posto, ma dipende anche da Catanzaro e Juve Stabia. Marco Gullà. Tutto ancora in gioco. Stasera al Barbera il Palermo proverà l'assalto al sesto, addirittura quinto posto, contro una Carrarese che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato. Nell'ultima giornata di regular season i rosanero sono obbligati a vincere, a sperare che il Catanzaro non faccia altrettanto a Mantova o che la Juve Stabia perdi in casa contro la Sampdoria. Una griglia playoff ancora da definire con gli ultimi 90 minuti da giocare. Il Palermo in questo momento giocherebbe sabato fuori casa a Catanzaro, ma ancora è tutto in bilico. L'obiettivo dei siciliani è quello di ribaltare il fattore campo. Continua nel frattempo la contestazione degli ultras rosaneri. Per vincere insieme bisogna saper perdere insieme, quindi la cosa migliore per vincere è essere insieme, poi si può anche perdere insieme, quindi è lo slogan migliore e che bisogna farlo, però poi dopo io ci mancherebbe, accetto tutto, mi sembra di averlo dimostrato, mi dispiace, se troveremo il clima che abbiamo trovato con Frosinone non sarà bello. Però la squadra deve andarci sopra, ci è andata una volta, ci deve andare due. Buone notizie per Ceccaroni che torna tra i convocati dopo il recupero dall'infortunio alla spalla. Resta invece indisponibile Magnani. Poi Giampaolo potrebbe rifiatare, al suo posto è pronto Ledo Aron. Sulla tre quarti il duello tra Insigne e Verre con il primo in forte risalita, titolare Brunori. Si inizia alle 20:30, tutte le gare di B in contemporanea. Oggi rifinitura a porte aperte per il Catania prima della partenza per Pescara. 2 opzioni per la sostituzione dello squalificato Gherardi. Marco Carli. In Abruzzo per provare l'impresa, questo ha detto Toscano dopo la partita del Massimino che ha visto il Catania perdere 1-0 con il Pescara. La convinzione che ancora ci siano carte da giocare è radicata nel gruppo, un gruppo che farà meno di Sturaro e Gherardi squalificati. Il difensore titolare fisso incide sulle scelte dell'11 di partenza, mentre l'assenza del centrocampista toglie un'alternativa immediata. Per la sostituzione di Gherardi ci sono 2 soluzioni, Del Fabbro e Quaini, meno chance per Allegretto. Se la scelta dovesse essere Quaini, a quel punto in mediana De Rossi affiancherebbe Di Tacchio, se invece fosse Del Fabbro, Quaini andrebbe al centro del campo come fatto nelle ultime uscite. Queste le ipotesi più probabili. La rifinitura di oggi a porte aperte potrebbe definire le scelte, ma soprattutto servirà a dare ulteriore spinta al gruppo dopo l'affetto riversato dai tifosi in quantità industriale prima e durante il match di andata. Una partita che ha visto il Catania avere tante occasioni contro l'unica del Pescara sfruttata però al meglio con Merola. Abruzzesi che inoltre in stagione hanno avuto un rendimento di gran lunga migliore fuori casa che in casa, 2 delle considerazioni su cui si poggia la speranza di potersela ancora giocare. All'Adriatico con diretta su Telecolor vedremo se la squadra di Toscano potrà riuscire nell'impresa oppure se la dirigenza dovrà già pensare al futuro per un Catania che lotti per il vertice senza passare dagli spareggi promozione. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.